ha presentato intanto una mozione per chiedere degli interventi immediati e urgenti all'amministrazione comunale. Interventi sì, sono stati richiesti interventi urgenti all'amministrazione per quello che si è sentito nei giorni scorsi, tutti gli avvenimenti spiacevoli che sono successi di questi alberi che improvvisamente cadono, onde evitare il peggio proprio su Via Puglia, per gli abitanti di Via Puglia. Quali sono state le risposte? Le risposte sono state che entro marzo verranno fatti gli interventi. Noi sicuramente accelereremo e chiederemo sempre di accelerare questi interventi di modo che vengano fatti al più presto possibile. E qualora non si abbiano delle risposte a marzo, perché anche le mamme sono molto preoccupate. Io come consigliere circoscrizionale, ma anche rappresentante dell'istituto di Toro Calvino, riunirò tutte le mamme, preside, professori, per far sì che accentuiamo ancora di più il problema per avere una risposta immediata da parte dell'amministrazione.